Estamos en el comune de Borgonato, en la bella Franciacorta, provincia de Brescia, de frente al Palacio Berlucci, lo que es la compañía de vino más famosa, podemos decir, de Italia, ya que es la que tiene la venta mayor de un sinnúmero de millones de botellas al año vendidas de su espumante y sus vinos. Estamos aquí para transmitir este pequeño reportaje para el programa de Rafael Cruz López, Living en los Deportes. Nosotros queremos darle un viaje por este bello palacio y la historia de lo que es el vino, de lo que son los espumantes italianos y sobre todo un poco de cultura para aquellas personas que desde la otra parte del mundo nos ven y quisieran saber cómo se produce ese placer de dioses que son los espumantes. Vamos a continuar, a eso daremos una vueltita por los viñedos y después entraremos al Palacio Berlucci. Estamos aquí en el viñedo de la familia Berlucci. El señor Berlucci, un como amante del buen vino, tenía estas tierras, años 50, y un sueño, el de tener una plantación grande y que su vino lo pudiéramos tener todos, deleitarnos. Ahí conoció a un joven enólogo, quien, habiendo ido a Francia, probar el buen champán, vino aquí y le comentaba de que esta tierra le sabía, le tenía el olfato de cuer champán francés. Y los dos decidieron arriesgarse y hacer de aquel sueño una realidad. Aquel enólogo, junto al señor Berlucci, comenzaron a trabajar la tierra, a buscar nuevas ideas, a contactar otras personas, y en este lugar de Franciacorta, que era una tierra de pastores, nace un sueño de convertirlo en viñedos, en el rey del viñedo. Y así, en el 1961, después de pocos años, viene concebido el Berlucci 1961. El espumante de Franciacorta, un sueño realizado, un sueño hecho verdad. De dos personas que por casualidad se encontraron. Uno con los recursos económicos y el otro con un sinnúmero de ideas. Y aquí estamos. Después de esto, Franciacorta, en la provincia de Brescia, se convirtió en una comunidad totalmente distinta. Ya no habían tantos pastores, ya se hablaba del vino, se hablaba de los viñedos y comenzó a crecer la economía de la región. Hoy, ese sueño ha convertido a un sinnúmero de otros hombres a invertir en lo que es la uva, en lo que es el vino. Por tanto, nosotros estamos aquí no solamente contando una historia, sino diciendo que muchas veces tus sueños, como estos que vemos hoy, se pueden realizar. Esta es la uva Chardonnay, la uva que luego se convierte en un rico espumante. Podemos decir el más vendido en toda Italia, porque hasta donde tenemos entendido, son unos grandes millones de espumante que se consumen en todo el mundo de esta familia, de la familia Berlucci. En español le llamamos Berlucci. Esta uva Chardonnay, como la vemos aquí actualmente, me ha causado a mí un poco de curiosidad porque me han dicho que es monitoreada desde el satélite. Imagínense, señores, que esta uva desde el satélite saben cuándo está a punto de recolectar, cuando está a punto per la vendemia, que es a fines de agosto, se comienza ya la recolección de uva, más se comienza de una manera particular, no como lo hacían nuestros abuelos. Se comienza de la manera tecnológica, porque la tecnología está en todas partes. El satélite va diciendo qué parte del viñedo está bueno para
comenzar la vendemia. Comienzan ellos guiándose de esta tecnología. Igualmente, este suelo que nosotros vemos aquí es abonado con un tractor que en sus ruedas tiene una pequeña computadora inserida que cuando el tractor va rodando, las ruedas del tractor van rodando, le va diciendo a una computadora qué le falta, si le falta mucho abono, si le falta poco abono. De esta manera, el tractor va dejando el abono necesario para esta tierra, para que todas las botellas, todas, absolutamente todas las botellas de espumante, Berlucci, ni una uva sea diferente a la otra, sino que el terreno tenga un abono total, del mismo peso de abono que necesita la tierra en un puesto, lo tenga en el otro. Tanto esto es la calidad, es la seguridad de que usted no solamente está tomando un espumante cualquiera, sino un espumante que se cura desde cuando se siembra, se cura la tierra y sobre todo con personas que saben lo que están haciendo. La tecnología ayuda mucho y todo esto para nuestro paladar. Continuamos, ahora entramos al salón Lana del Palacio Berlucchi, donde han estado personalidades como Reagan, Sofía Loren, Liza Minnelli, Totti, uno de los más famosos futbolistas del mundo. Y por cierto, no podría faltar Belkis Motta en esto. Continuamos. Dana Candina esca, Dana Tatrase, quando ritorna a casa, tutta ubriaca, dica mulher mia, facime la pace. Continuamos con nuestro recorrido del mejor vino de Francia Corta, y por qué no decir de Italia, el vino Berlucchi. El espumante Berlucchi. Ahora estamos en la cantina, en una cantina que era un palacio propiamente precioso y ahora es convertido en una cantina donde se hace descansar el vino hasta que tome su fermentación y llega a nuestras copas. Este palacio es del 1600, imagínense. Si usted va a una cantina en un viaje por Italia o por cualquier parte del mundo, póngase un abrigo que estoy sufriendo de frío. Estamos aquí en una reserva del 2009. Todavía está ahí, tranquilita, esperando un matrimonio, un bautizo, una ocasión especial para poder degustar esto que es nuestro viaje hacia el buen espumante Berlucchi. Continuamos. Siamo qui nel Palazzo Berlucchi della famiglia Berlucchi. Hasta ora la ditta che vende 5 milioni di botellas di spumanti. Franciacorta. Franciacorta. Una gente che ha fatto di questa terra rinascere. Una terra che prima era dei pastores e adesso sono l'azienda che ha fatto o ha portato la primavera a tutta questa gente che abitano qui, che portano non solamente le spumante alla tavola di festa in castello, grande festa o en una casa simple, sino también lo que es la economía de questa zona. Paolo, racconta di come si è fatto questa azienda, questo sonno. Io innanzitutto devo dire che il mio racconto non è così bello come se fosse raccontato da mio padre, Franco Zigliani, che è una persona molto dinamica, ancora oggi molto dinamica, e che veramente aveva un sogno. Aveva un sogno ed insieme a due amici, Guido Berlucchi e Giorgio Lanciani, hanno provato così, quasi per gioco, per amore, per i grandi vini, per passione, hanno provato a fare quello che loro pensavano potesse essere lo champagne italiano, diciamo così. E quindi nella fine degli anni 50 hanno trovato questa piccola cantina del 1600 e hanno iniziato a produrre uno spumante fatto con il metodo classico, cioè con la tecnica della rifermentazione in bottiglia. E subito hanno avuto risultati che neanche loro si aspettavano, perché questa è stata per loro un'avventura, direi quasi pionieristica, dove
hanno improvvisato tanto e hanno dovuto anche carpire tanti segreti, andando spesso in Francia, nella zona dello Champagne, per imparare quali erano i metodi di lavorazione. E quindi pian piano all'inizio degli anni 60, nello specifico nel 1961, hanno stappato la prima bottiglia che hanno chiamato Pinot di Franciacorta Berlucchi. E questo è stato il là con il quale in questa zona tante altre persone di grande spessore e con l'obiettivo di fare una grande qualità, quindi queste prime bottiglie hanno aiutato anche tutte queste altre aziende che poi sono nate a sviluppare il territorio della Franciacorta, che oggi penso di poter dire, senza peccare di presunzione, ma è abbastanza una cosa riconosciuta, la Franciacorta è oggi il territorio per eccellenza nella produzione di bollicine in Italia. Quindi è proprio è stato un sogno, è stata un'amicizia tra persone, l'amore per la terra, l'amore per i grandi vini, la passione per fare qualcosa che ancora non c'era, e tutto questo ha portato la Berlucchi ad avere un grande successo, ma anche la Franciacorta stessa ad avere un grande successo. Ma questo spumante, Paolo, è un spumante che... non si dice spumante, si dice Franciacorta. Franciacorta. È venduto internazionalmente? Qual è la vendita? Ovviamente, dire? Come tutti i prodotti, innanzitutto la Franciacorta si è sviluppata sul territorio nazionale, quindi ormai, come dicevo, è il territorio più noto in Italia per la produzione di bollicine di qualità, e da qualche anno a questa parte, direi da una decina di anni a questa parte, cominciamo ad avere delle belle soddisfazioni anche in alcuni mercati esteri. Certo, l'export è una parola molto generica, il mondo è grande, quindi si punta ad entrare principalmente ed inizialmente nei mercati che già hanno un consumo di vino, quindi pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo al Nord Europa, pensiamo al Giappone, tutti i mercati dove la Franciacorta comincia ad avere finalmente un riconoscimento e una notorietà da parte sia degli addetti ai lavori che dei consumatori finali, una notorietà di tutto riguardo. Io credo che ci siano ottime possibilità per la Franciacorta per svilupparsi ulteriormente, sempre però stando attenti a non voler, questo è un mio parere, a non voler eccedere nel voler vendere a tutti i costi. Non è importante vendere, è importante fare la qualità e perseguire l'obiettivo di costruire il brand, perché la marca, il brand è quella cosa che poi dà la sicurezza al consumatore finale che deve decidere se comprare una bottiglia piuttosto che un'altra. In questo caso ho saputo che questa azienda Berlucchi, questo vino, fa altra cosa, lo che apporta alla comunità, un esempio, all'Italia. Ho saputo di un ospedale, di qualcosa che hanno fatto, qualcosa che va nel tempo, che rimane lì, che non è solo il Franciacorta. Questa è una cosa che il povero Guido Berlucchi ha voluto fortemente, e prima di morire 10 anni fa ha costituito questa fondazione per la ricerca sul cancro, e ogni anno. E quindi che cosa fa questa fondazione? Questa fondazione è socia della Berlucchi, quindi fa parte proprio dell'assetto societario della nostra azienda, ed ogni anno la fondazione promuove e organizza tutta una serie di premi, di borse di studio a medici che si sono distinti nella ricerca per combattere la battaglia contro il cancro. Quindi diciamo che nel nostro piccolo crediamo che anche noi possiamo contribuire nel nostro piccolo ad aiutare a debellare questa malattia. Guido, Paolo, scusa, noi cerchiamo di portare, come tu hai detto, portare un sonno a quella gente che di tanto in tanto crede, ma l'altro non crede. Che cosa ti deve, non so, con questo che tu hai sentito del racconto di tuo papà, racconto che hai vissuto, perché hai vissuto il lavoro di loro, no? Sei cresciuto in questo. A quella gente che è lì, che di tanto in tanto si lascia prendere della vita così, che cosa le mancherebbe? O che cosa tu hai visto in tuo papà? Che cosa tu hai visto in questa vita che tu puoi dire
a loro di che... Vabbè, io mi ritengo una persona molto fortunata perché da ragazzi non lo si capisce, però poi crescendo, e purtroppo io sono abbastanza cresciutello, crescendo si capiscono tante cose e la cosa che più capisci comunque è che una vita senza un lavoro che ti diverte, che ti appassiona, forse è una vita un po' vuota. Quindi quello che mi sento di raccomandare alle nuove generazioni è di perseguire nel fare qualcosa che comunque ti debba appassionare. Perseguire un sogno, no? Qualcosa che ti piace, cercare in tuo cuore. Certo. Che cosa... Come dicevo, insomma, io mi ritengo fortunato perché comunque mi sono ritrovato, grazie a mio padre, un lavoro che è veramente appassionante, perché comunque lavorare nel mondo del vino è veramente bello. E quindi, ma non solo quello, anche proprio come per i principi di mio padre, che appunto mi ha sempre detto: non mi interessa quello che farai, però fai qualcosa fai qualcosa innanzitutto, e questo qualcosa deve essere qualcosa che ti appassiona e che ti diverte. Solo così la tua vita può essere una vita piena. E devo dire che se erano discorsi che magari quando si hanno 20 anni si capiscono fino a un certo punto, poi passando gli anni capisci il perché di certe cose. Quindi sì, la raccomandazione che mi sento di fare alle nuove generazioni è proprio quella di ricercare nelle cose per le quali hai una passione, non andare a cercare un lavoro giusto perché devi lavorare, vai a cercare qualcosa che ti interessi veramente e che ti piaccia fare, allora veramente ti divertirai. Perché una parola che hai detto, è una volta che siamo qui, se non lo fa adesso... Ah beh, quello lo sappiamo che è così, no? No, perché lo lasciamo tutti per sì. tutto per dopo, e siamo qui una volta, se non certo. cerca in tuo cuore. No, ma infatti alla fin fine credo che sia veramente il vero divertimento della vita, sembra cioè è la verità, il vero divertimento lo puoi veramente trovare nel realizzarti nel lavoro, perché riesci a fare qualcosa dove tu vedi ci può essere un futuro che potrà rimanere anche dopo che tu non ci sarai più. Questo veramente è un po' il sale della vita, secondo me. Ti porta alla serenità, Esatto, è qualcosa che sì, ti piace. Sì, sì. Qui con Paolo Giuliani, piacere. Molto piacere. Con voi Belkis Mota. Grazie Paolo. Grazie a tutti. Ciao. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino e tira caffè, vorrei coprir la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Hemos visitado el Castello Berlucchi, donde 3 hombres han tenido un sueño en el finales de los años 50 que se ha visto realizado en el 1961 con el primer Franciacorta, el Berlucchi 61. Esta zona, una zona de pastores, ha visto renacer una primavera donde cientos y cientos de hombres y mujeres trabajan y portan la alegría a su casa, mientras nosotros disfrutamos con el espumante Franciacorta. A ti que tienes un sueño, a ti que cercas, qué cosa tienes en tu corazón, a ti que buscas, nosotros te queremos decir que si tú lo deseas, tú puedes. Que tu serenidad es encontrar las razones por las que estás vivo, las razones por las que tú quieres luchar. Desde Palacio Berlucchi, Belkis Mota, para ustedes.